Prima giornata del Consiglio generale degli italiani all'estero, segretario. È un Consiglio generale che deve rispondere a parecchi punti interrogativi e nello stesso tempo si trova quasi bloccato perché non riescono ad andare avanti una serie di richieste, bloccato perché il governo ancora non ha dato alcuna risposta. Non direi bloccato, diciamo che è l'ultimo Consiglio generale, io considero questo l'ultimo Consiglio generale perché finalmente il governo ha comunicato oggi, dopo aver ricevuto i pareri favorevoli di Camera e Senato sul regolamento per le prossime elezioni, ci ha confermato oggi che andremo a votare. Quindi considero questo già la fine per fortuna di un rinvio ormai di 5 anni del voto degli organismi intermedi di rappresentanza. Qualche parola dire che quando si parla di rappresentanza parliamo di rappresentanza di interessi e di problemi che riguardano gli italiani all'estero. Io credo che la situazione il Consiglio generale lavora in funzione di una legge, non è né il Parlamento né il Governo. Al Consiglio generale si chiede di far emergere, di segnalare, di sollecitare, di proporre questioni che riguardano gli italiani che vivono nel mondo. Noi in questa plenaria abbiamo e vorremmo soltanto consegnare al prossimo CGIE, ai prossimi comites, le questioni che rimangono aperte. Io ho cercato di impostare la relazione non come un passaggio di testimoni, ma soprattutto dicendo su quali punti il Consiglio generale ha lavorato in questi anni e ho impostato la relazione sui cambiamenti. Noi abbiamo cercato di far valere i cambiamenti che erano intervenuti tra le comunità, come oggi è vista la comunità, e i cambiamenti che sono intervenuti dal 2006 a oggi a livello istituzionale con l'arrivo dei deputati e senatori. Ho detto pure che non saremo noi a giudicare il lavoro nostro, non voleva per nulla essere un'assemblea autoreferenziale, ma io credo che le questioni importanti che abbiamo sollevato, al di là del lavoro svolto, in funzione di quello di ciò che quando la legge ci assegna, l'impegno sui giovani, l'impegno sulle specificità continentali, paese per paese, l'impegno sulla lingua e cultura italiana in particolare e l'impegno sui diritti, ciò che noi abbiamo difeso e vantato in questo periodo, sono i 4 impegni che vuol parlare degli italiani all'estero all'Italia e all'Italia verso gli italiani all'estero. Quindi non è bloccato. Io credo che sia venuto il momento di fare, per fortuna si è fatto chiarezza, non abbiamo più, credo, l'acqua alla gola, non si sono rimessi più in discussione, si vede, ci sono segnali dove non si rimette più in discussione il diritto. Credo che sia ormai consolidata l'idea che la circoscrizione estera rimarrà, che i comites e i CGIE rimarranno. Ecco, bisogna solo vedere in che fase e come queste istituzioni di rappresentanza, attraverso loro, le questioni che interessano le comunità italiane all'estero riprendono un percorso giusto in funzione, ripeto, dei cambiamenti intervenuti. Ecco, durante appunto le elezioni dei comites, ieri è arrivato al termine l'iter parlamentare sulla proposta di riforma del regolamento. Sono state fatte alcune osservazioni, alcune richieste, sottolineature da parte della Camera, così come era stato fatto anche al Senato. Il governo ormai non ha più scuse? No, ecco, diciamo 2 cose. Credo che questo passaggio parlamentare, tanto al Senato quanto alla Camera, è frutto di un lavoro collegiale riuscito, cominciato dai comites, portato avanti al CGIE e concluso positivamente alla Camera e al Senato.
con le considerazioni, con i pareri favorevoli di Camera e Senato e con le considerazioni di Camera e Senato espresse con un linguaggio diverso ma sostanzialmente uguale, il governo non ha più scuse, deve mettere rimedio, deve trovare tutti gli strumenti per assicurare una forte partecipazione, a partire dal voto elettronico, a partire dal numero dei seggi che metterà in opera, e anche laddove non è possibile usare il voto elettronico, facilitare attraverso ancora il voto cartaceo. Credo che se arriviamo in ritardo, sicuramente i termini tecnici per realizzare e per integrare le osservazioni e le considerazioni di Camera e Senato richiederà al governo uno sforzo, ma io penso che viviamo in un momento dove in Italia, dove quando il governo vuol fare ci riesce. Ci sono stati alcuni esempi positivi, io mi voglio guardare a quelli, e l'impegno che oggi ha acclamato il sottosegretario a nome del ministro Mogherini del governo, ci voglio credere. Quindi siamo sulla buona strada, bisogna ancora vegliare perché non solo si vada a votare presto e prestissimo, ma che si vada a vegliare nelle migliori condizioni possibili. Riforma del CGIE, mi sembra che dal dibattito, dalle prime battute del dibattito, venga fuori una rimessa in discussione della proposta presentata dallo stesso CGIE. Noi abbiamo dato un parere, l'ho cercato di spiegare nelle relazioni di governo. Abbiamo in questi anni impostato la riforma degli organismi intermedi partendo da un punto non negoziabile, che era una difesa territoriale dei Comites, il loro sviluppo, il loro ruolo indispensabile sia a livello quantitativo che qualitativo. Anzi, consideriamo che nel momento in cui lo Stato attraverso una riorganizzazione, razionalizzazione della rete consolare ha chiuso una serie di uffici nel mondo, proprio là dove ha chiuso dovremmo rafforzare la presenza democratica attraverso i Comites. Siamo partiti dal lontano 2006 con questa considerazione e l'abbiamo portata avanti fino all'altro ieri col parere che abbiamo espresso al governo nel mese di aprile. Ecco, un altro segnale positivo, è la prima volta che il Consiglio generale esprime un parere negativo, il governo ne tiene conto, cambia proposta e in funzione della proposta, in funzione del cambiamento della proposta, il CGIE esprime un parere positivo. Perché ha espresso un parere positivo? Perché prima di tutto rimane validissima la rete dei Comites e non si toccano più. Secondo il Consiglio generale, sostanzialmente il Consiglio generale non cambia neanche, cambierà a un livello quantitativo. Adesso possiamo ancora discutere durante i lavori di questa plenaria se vanno modificate alcune azioni, una continentale in meno o due plenarie. Possiamo ancora aggiustare 44-45 componenti del Consiglio, ma abbiamo salvato attraverso quel parere la sostanza della rappresentanza del Consiglio generale del CGIE verso tutte le istituzioni del Paese e non è cosa da poco conto. Io credo che nel dibattito che faremo domani su questi argomenti, se ci spogliamo della valenza politica e pensiamo, come abbiamo sempre fatto, solo ed unicamente agli interessi delle nostre comunità, sono sicuro che ritroveremo lo spirito unitario che ci ha contraddistinto in questo periodo.